Mister, è uscita una sconfitta dopo un gol subito forse troppo presto che vi ha un po' condizionato. Ma abbiamo preso un gol, sì, pronti via, su un mezzo, anzi su un errore insomma, nostro in uscita su una rimessa laterale, però insomma, come ho appena finito di dire ai ragazzi, il calcio ti dà e il calcio ti toglie purtroppo. Domenica a Cairano abbiamo vinto e probabilmente non meritavamo di farlo, oggi abbiamo perso, ma secondo me insomma, giocando una partita a senso unico per 85 minuti è chiaro che poi magari gli ultimi con recupero 10-11 minuti qualcosa hai concesso in contropiede ci sta, però abbiamo preso una traversa dove il portiere ha fatto una grandissima parata su Just, abbiamo tirato verso la porta almeno 7-8 volte. Il primo tempo secondo me c'era rigore su Lucon, voglio rivederla, ma la maglietta mi sembrava palesemente quasi tolta, quindi nel complesso, come ho detto ai ragazzi, nella nostra miglior partita stagionale dal punto di vista del gioco, delle trame, delle giocate, di quello che abbiamo fatto, abbiamo perso. Domenica, come ho detto ai ragazzi, nella peggior partita che abbiamo fatto a Cairano dal punto di vista del gioco e tutto, abbiamo vinto. È stato un primo tempo di marca, sicuramente loro hanno avuto qualcosa in più, poi li avete chiusi come diceva e siete stati anche sfortunati in questo caso. È un campionato piuttosto duro e piuttosto difficile, no? Se ne sarà reso conto? Sì, è un campionato equilibratissimo, perché se vedi ieri il Cavarzano ha pareggiato al 95esimo a Careni, che però veniva da due sconfitte brutte, quindi il Borgorico non so cosa ha fatto oggi, ma ha perso anche oggi. Ecco, Borgorico che è una squadra costruita per vincere è là sotto, il Vittorio che comunque secondo me è una squadra con valori, adesso ha risistemato con la vittoria di oggi un po' la classifica, ma è un campionato veramente equilibrato. È chiaro, magari 3-4 squadre poi alla fine là davanti si staccheranno, quelle costruite Cavarzano, la Godigese, lo stesso Sandonà, ma probabilmente anche il Borgorico, poi al Porto Mansuet che ha perso qua, che mi è piaciuto però moltissimo, e il resto è veramente un campionato dove ogni domenica puoi vincere e perdere con chiunque, e penso che noi siamo l'emblema di questo campionato, perché abbiamo fatto 3 vittorie per 1-0, 2 sconfitte per 1-0 e 1-0-0, quindi le nostre partite sono sempre state decise da episodi. A Borgo magari hai dominato, hai pareggiato, col Porto Mansuet hai subito, mai vinto, domenica a Cairano hai subito, mai vinto, oggi quindi alla fine questo è quello che ci aspetta. Mister, in bocca al lupo, perché si dice sempre che bisogna lavorare e quindi lavoriamo. Indipendentemente dai risultati, che tu vinca, che tu perda, c'è sempre da lavorare. Grazie e crepi il lupo.